appiattimento generale, ma mi sembrava il luogo dove ognuno potesse andare portando il valore della sua identità e il contributo di una diversità che non va omologata ma che semplicemente arricchisce. Quindi io ringrazio in questo momento Alessandro De Angelis e ricordo che la mia partecipazione al convegno avvenne così durante una riunione di dipartimento dove si parlava di bilanci e di altre cose. Ringrazio anche due preziosissime collaboratrici senza la cui opera silenziosa non saremmo forse qui oggi, Rosaria Lopresti e la dottoressa Anna Cipri dell'Accademia Peloritana. Ringrazio peraltro la Fondazione Bonino Puleio, per chi non lo sapesse è una fondazione messinese fondata appunto dal Cavalier Bonino, che era il direttore della Gazzetta del Sud. Il 60% dei proventi di questo giornale, della vendita di questo giornale, vanno alla Fondazione, e la Fondazione ha svolto sempre un'opera meritoria nei riguardi degli studi, delle ricerche scientifiche, ma soprattutto delle ricerche che sono collegate al territorio nell'ambito del quale il giornale, che raggiunge 1000 comuni di Sicilia e di Calabria, si muove. Ringraziamo anche l'ERSU, cioè l'Opera Universitaria, e l'Accademia Peloritana dei Pericolanti, che si era anche offerta, prima ancora di sapere che gli atti usciranno presso il Centro Studi Filologici e Linguistici Italiani, di accogliere accogliere questi atti all'interno dei supplementi dei volumi della classe di Lettere, Filosofia e Belle Arti, che assieme ad altre 3 classi rappresenta l'Universitas Studiorum dal punto di vista della ricerca della realtà culturale messinese.